Rieccoci insieme, ben ritornati con noi. Come ogni venerdì naturalmente noi ci rivolgiamo al mondo dei pensionati, degli anziani in generale, supportati dallo SPI-CGIL del Veneto, e qui in studio abbiamo il piacere di riavere con noi Rita Turati, segretario generale dello SPI-CGIL del Veneto. Grazie di essere qui con noi. E anche Gino Ferraresso, Dipartimento Contrattazione Sociale SPI Veneto. Grazie. Buongiorno. Allora, questa volta, come promesso, affrontiamo il tema della sanità. Lo facciamo tranquillamente, con calma, vi spieghiamo tutto, cosa cambia in Veneto con la sanità, vedremo di dare le risposte nei limiti ovviamente delle competenze anche per i ticket sanitari, che sembrano essere una spesa rilevante, e poi per il problema dei farmaci generici e quelli specifici. Insomma, ci sono diverse questioni che devono essere affrontate. Comunque in Veneto c'è un grande cambiamento, un altro grande cambiamento. Oltre all'accorpamento e alla diminuzione delle USL, molti ci hanno chiamato e ci hanno chiesto di spiegare cosa vuol dire questo, quali problemi ci potrebbero essere per i cittadini. Allora, vediamo un po' di fare il punto della situazione. Come sindacato, naturalmente voi non siete le parti politiche, avete avuto modo di fare delle osservazioni in passato, e adesso che cosa vedete? Avete comunque fatto uno studio, perché in collaborazione con l'IRE, se non sbaglio Veneto, avete fatto anche uno studio, una ricerca. Sì, che tra l'altro presenteremo proprio il 2 di dicembre, quindi fra poco diventerà pubblico anche quello, e quindi avremo modo di parlarne anche in studio, se riterrete che assolutamente sarà il caso di farlo. Sia interessante, esatto, perché si mettono a confronto, diciamo, le cose, i cambiamenti, le riorganizzazioni che stanno avvenendo in 4 regioni d'Italia, dell'Italia del Nord: noi, Veneto, la Toscana, l'Emilia Romagna e la Lombardia. Allora, diciamo che in Veneto il mese scorso praticamente è stato approvato questa benedetta legge di riorganizzazione del modello sanitario, che comprende, appunto, come dicevi anche all'inizio in presentazione, la diminuzione delle aziende sanitarie, che da 21 si ridurranno praticamente a 9 ufficialmente. Già un primo pezzo, no, di cambiamento era intervenuto con i commissari. Dal 1° di gennaio di quest'anno la riduzione dovrebbe essere effettiva, e quindi dovrebbero essere 9 le aziende sanitarie in tutto il Veneto, 2 aziende in più rispetto alle province, quindi non avranno la dimensione provinciale. Ma come hanno parlato anche in modo polemico molti giornali, e non a torto oggettivamente, ci sono 5 aziende provinciali, cioè 7 aziende che hanno la dimensione, diciamo, più o meno della provincia, poi 2 più piccolette nella zona di Bassano e l'altra nella zona di Portogruaro, che hanno una dimensione esageratamente più piccola rispetto alla media come popolazione di riferimento che hanno le altre province. Non si capisce, se non per problemi di rapporti politici, di potere. Io non ne ho idea, perché non ci sono delle particolarità così evidenti, perché altrimenti le particolarità le potremmo trovare, che ne so, nella zona del Rodigino, no? Nel Basso Polesine, dove gli abitanti sono molto, molto pochi, per dire, no? Eppure tu i servizi li devi garantire lo stesso, perché il diritto alla salute è un diritto universale sancito dalla Costituzione. Oppure nella zona montana del Bellunese. Invece le diciamo, motivazioni che hanno indotto la maggioranza di questo Consiglio regionale a individuare aree che non hanno queste caratteristiche evidentemente sono altre. Quindi noi avremo già una riorganizzazione che avrà come riferimento popolazioni fra loro molto diverse, perché andiamo da Padova, che ha circa 900.000, se non di più, abitanti, come unica azienda si unificherà, a appunto Vicenza, dove troviamo un'azienda sanitaria nel Bassanese che ha circa 200, più o meno 200.000 abitanti. Ecco, ma diciamo che questa, francamente, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, è la preoccupazione minore, cioè nel senso che sarebbe stato opportuno e giusto per tutti e più trasparente per tutti conoscere le motivazioni esatte
che hanno indotto, no? Un'analisi dei costi, perché tu arrivi lì, no? Che cosa ti induce a ridurre così fortemente le aziende sanitarie e come questa riduzione inciderà poi in prospettiva rispetto alla qualità dei servizi. Invece questo tipo di analisi non è stato presentato, se non diciamo così, un ragionamento che è stato fatto dal mio punto di vista un po' spannometrico, insomma, no? Un'ipotetica riduzione che alla fine si riduce a ben poco, sui 13 milioni? 15 milioni, ecco, più preciso Gino, ma che è una sciocchezza rispetto alla dimensione della sanità, al costo della sanità in Veneto. E poi non sarà una diminuzione, no? Ti arrivano improvvisamente 15 milioni, perché come sappiamo le riorganizzazioni prevedono anche degli investimenti, no? Perché il personale, no, dovrà essere spostato, già questo personale è ridotto all'osso ed è in assenza di un rinnovo contrattuale da tanto tempo, per cui se devi spostarlo devi anche riconoscergli, insomma, riconoscere loro che ci sono dei disagi aggiuntivi e poi andare per fare che cosa? Ecco, questa è la parte, diciamo, che a noi preoccupa di più. Perché riorganizzare le aziende sanitarie, ridurre i direttori generali, eccetera, sì, va bene, ma dal punto di vista dei cittadini francamente non cambia molto. Infatti dal punto di vista dei cittadini tutto sommato no, non stiamo parlando di ospedali, no, di presidi ospedalieri, stiamo parlando di una parte organizzativa interna che per carità potrebbe avere anche delle ricadute, però tutto sommato. Sì, infatti aggiungo una cosa, poi eventualmente entriamo più nello specifico, perché la cosa che interessava prevalentemente noi e non è cambiata sono i cosiddetti distretti, che sono una cosa adesso da spiegare, magari complicata, ma diciamo le strutture che dovrebbero dare a noi cittadini, garantire l'erogazione dei servizi, in particolare i servizi territoriali. Quelli sono rimasti immutati perché c'è un processo di accentramento in atto nel nostro Paese, vedi la proposta, no? Di riforma referendaria, di riforma della Costituzione, che si accentra moltissimo i poteri nelle mani dello Stato. Io su questo non sono per niente d'accordo, ma insomma questa è la proposta che il governo fa. Ma la stessa cosa sta succedendo nelle regioni, cioè per ridurre i costi, perché questa è l'illusione, no? Che raccontano, io accentro, così si pensa che riducendo qualche direttore generale poi alla fine questi soldi vengono immediatamente immessi nel circuito, ma non ci si chiede mai esattamente per fare cosa. Per aumentare i posti letto nelle case protette, per fare finalmente i posti letto negli ospedali di comunità, per aumentare l'assistenza domiciliare nei territori. Questo non è dato. La cosa sempre stando sulle generali, che per noi è un fatto positivo ed è anche grazie, diciamo, al lavoro che si è fatto nella commissione consigliare, insomma le pressioni che le organizzazioni sindacali unitariamente hanno anche fatto, che siamo riusciti a ridurre il male che poteva, no? Le cose che per noi erano negative nella prima proposta di legge, perché appunto non è tutto accentrato, i distretti rimangono quelli che sono e saranno 21 e dentro i distretti i sindaci attraverso la conferenza dei sindaci, se vorranno, potranno esercitare un potere rispetto alla programmazione dei servizi. Questo per noi è il punto fondamentale. E lì noi come organizzazioni sindacali, se ci riusciremo con l'aiuto anche dei cittadini, potremo anche lì aprire dei tavoli di confronto e incominciare a discutere e a ragionare sui servizi nel territorio. Quindi diciamo è stata una roba secondo noi di cui non se ne sentiva la necessità, francamente, perché non è la quantità di aziende sanitarie che fa la differenza sulla qualità dei servizi. Ma visto che hanno voluto farlo per snellire e per ridurre appunto i direttori, gli apicali, i cosiddetti direttori generali, bene, l'importante però appunto che non ci sia
stato questo processo fortissimo di accentramento, come si voleva fare, nei confronti anche di un potere locale che è legato, insomma, alla quindi volontà. Restano, insomma, la valenza dei sindaci resta, come quindi punto importante. tutto sommato forse Certo. c'è questo risparmio e adesso bisogna vedere come va ad articolarsi, questa è la questione fondamentale. Esatto. Parlava prima dei vediamo un messaggio che è arrivato. Il riaccorpamento delle USL nel Veneto dal mio punto di vista è ottimo, la cosa che mi preoccupa è il referendum del 4 dicembre, in particolare la ridiscussione delle competenze Stato-Regione, dove vogliono riportare le decisioni a Roma. Va bene per alcune regioni, ma non penso che il Veneto sia gestito peggio di come fanno a Roma. Sono scandalizzato. Sono d'accordo con il messaggio per quanto mi riguarda. Cioè, sì, ripeto, a noi non interessa il numero, sarebbe stato più logico che se il riferimento erano le ex province, no? Le dimensioni provinciali, noi ci trovassimo di fronte a 7 aziende sanitarie, ecco, e non a 9. C'è stata una strategia, Ecco, lì la strategia è diversa, ma questo però ci fa capire come anche questi processi di accentramento, compreso quello istituzionale nazionale, sia più legato a un problema di come si esercita il potere piuttosto che a una necessità vera, perché tu puoi essere efficiente anche con 30 aziende sanitarie nel Veneto, non è quella la differenza, è come tu usi il denaro pubblico, questo è il punto. Infatti, cosa ne pensa? Allora, io penso che in questa regione come nel Paese noi abbiamo bisogno di in qualche maniera uniformare i trattamenti. Nella sanità si dice che ci sono dei livelli essenziali che sono garantiti per tutti, sanitari, quelli sociali da anni noi lo chiediamo come organizzazioni sindacali, non sono ancora ben definiti. C'è un tema, questo dell'uniformità, che purtroppo non tutto è uguale anche nel nostro territorio regionale. Adesso con il processo di accorpamento delle USL noi dovremmo fare attenzione laddove ci sono buone pratiche, che queste buone pratiche siano implementate. A cosa mi riferisco quando parlo di buone pratiche? Per esempio, l'aggregazione dei medici in medicina generale. Ci sono territori dove i medici in medicina generale sono insieme in gruppo per il 90% dei medici. Stare in gruppo significa ampliare l'orario degli ambulatori dalle 8 di mattina alle 8 di sera, e ci sono territori dove questa esperienza è sconosciuta. Io ho in mente un territorio del Vicentino, l'USL 3 e l'USL 4, quella di Bassano e di Thiene, che verranno accorpati in un'unica USL che si chiamerà Pedemontana. Nell'USL 4 appunto noi abbiamo i medici di medicina generale che per il 90% sono insieme e fanno le attività. Quindi sono già operativi? Sono già operativi. Nell'USL di Bassano abbiamo un'unica aggregazione di medici con 4 medici. Bisogna che le buone pratiche con questa riforma siano buone pratiche che sono avviate in tutto il territorio. Quindi il discorso di accorpare è stato fatto non solo nel Veneto ma anche un po' a livello nazionale. Sì, è una cosa che dovrà andare avanti a livello nazionale. Sì, con l'idea di risparmiare, no? A parte che poi i risparmi non saranno così grandi come quelli che erano stati così propagandati, però vanno bene anche i 15-20 milioni, perché sono importanti anche i 15-20 milioni se questo aumenta la qualità dei servizi nei confronti dei cittadini, perché purtroppo nella sanità e nel sociosanitario noi stiamo vivendo un periodo complicato per i servizi che vengono offerti ai cittadini. Assolutamente, leggo anche il messaggio che è arrivato. Non pensate che diminuire il numero delle USL aiuti ad uniformare i trattamenti? Sì, certo. Se le USL fanno anche i controlli fitosanitari nelle imprese agricole, vi dico che per certo che ogni USL ha valutazioni completamente diverse, certo. Mentre ad un'azienda viene imposta una sanzione, ad un'altra per la medesima cosa no. Ha ragione, no, ma io questa è proprio la cosa che stavo dicendo, c'è la necessità di maggiore uniformità
qualità nei servizi e nelle prestazioni che vengono erogate in questo territorio, mi riferisco al Veneto. Quindi portarle verso l'alto dove c'è un'eccellenza. Certo, noi sappiamo che a livello nazionale l'US 15 è stata la preoccupazione che noi abbiamo è che non si faccia una media a ribasso. Ecco. Infatti no, dicevo, infatti rialzo. A cosa serve avere 3 USL a Padova? Io lo trovo giusto, l'importante è che non vengano tagliati i servizi, ma avere una frammentazione del territorio così ampia non penso sia utile, ma piuttosto una dispersione di sedie e poltrone da pagare. Quello che vedono tanti cittadini, dicono tanti dirigenti, tanti capi a livello poi burocratico, però l'importante è avere i servizi. Tutti chiedono i servizi, insomma, questa è una cosa fondamentale. Per i servizi, dalla vostra analisi, non so chi di voi, ognuno per la propria competenza, come siamo messi? Ecco, allora per rimanere per esempio sulla scia di chi rappresentiamo, e cioè gli anziani. Che sono quelli che ne hanno anche molto bisogno. Esattamente, ne faccio uno di esempi, potrei farne tanti altri. Io sono assolutamente d'accordo con le osservazioni che stanno facendo oggi i nostri telespettatori, perché come diceva anche Gino, appunto a noi interessa da un lato la qualità dei servizi che vengono erogati e dall'altro l'uniformità, perché c'è differenza nel modo in cui tu vieni accolto nella rete dei servizi se hai bisogno e nella modalità con cui quel servizio poi alla fine ti viene anche erogato, o addirittura il costo di quel servizio, no? A seconda appunto dell'organizzazione. Quindi se l'obiettivo è quello di uniformare, non c'è alcun dubbio, non è detto che sia quello, non è che ci cambia. Se l'obiettivo è quello, noi siamo assolutamente d'accordo. Il problema appunto è che non sia al ribasso, ma che sia al rialzo. L'esempio: come avviene la presa in carico del cittadino oggi in Veneto? C'è una differenza spaventosa da azienda sanitaria a azienda sanitaria, a seconda se tu hai un problema di carattere sanitario o sociosanitario, le cosiddette COT, di cui abbiamo parlato anche nei mesi passati, anche in queste trasmissioni, cioè centrali operative centrali operative territoriali, che dovrebbero funzionare teoricamente presso gli ospedali, ma è lo stesso, non ci interessa in quale tipo di ospedale, ma dovrebbero funzionare e fare da presa in carico per i cittadini che devono essere dimessi, e quindi le persone che lavorano dentro questa centrale dovrebbero prendere contatto con le assistenti sociali territoriali, le quali dovrebbero fare una verifica nel territorio a seconda della tipologia della dimissione, se ha bisogno di una casa protetta, no? Oppure di una lungodegenza riabilitativa perché magari si è rotto il femore, oppure se per un'altra tipologia è già stabilizzato e può essere mandato nella propria abitazione, in questo caso magari con qualche mese di assistenza domiciliare. Certo, sì. Questa cosa non avviene. Non avviene quasi da nessuna parte, le COT queste sconosciute, ci sono le delibere sulla carta, ma in realtà non sono state attivate per mancanza di personale, per una serie di ragioni, perché non c'è dialogo fra territorio, fra servizi territoriali e servizi ospedalieri. Però chi ci rimette è il cittadino. È il cittadino. Allora quei 15 milioni, secondo noi, a partire da questo pezzo devono essere usati così. Ne facciamo un altro di esempi che è sempre legato, perché per me è essenziale la presa in carico. Vuol dire che tu come istituzione hai gli occhi e vedi i bisogni dei cittadini. L'altro problema della presa in carico è l'inverso, cioè io cittadino che sono nel territorio e divento improvvisamente non autosufficiente, ho bisogno che qualcuno attesti, no? Certo. L'unità di valutazione che dovrebbe funzionare in tutti i distretti, e non dappertutto c'è, non dappertutto è pubblica, perché in alcuni casi è il personale pubblico che produce questo tipo di attività, da altre parti ci sono degli appalti. Insomma, è un disastro, e le modalità con cui io ti dichiaro non autosufficiente sono diverse da territorio a te. Sì, quindi io posso essere non autosufficiente perché usano, è come la questione dei ticket che abbiamo visto, no? Sì. Come applico io la normativa? Allora, secondo noi, a partire da queste cose che sembrano banali ma non lo sono per noi fondamentali, appunto questi soldi, se davvero ci sarà un risparmio, devono essere usati per uniformare le modalità con cui tu
affronti il bisogno dei cittadini e poi con cui segui l'evoluzione di questo bisogno e li aiuti ad incrociare i servizi necessari a risolvere il loro bisogno. Questo è uno dei punti assolutamente. chiave. Allora, torniamo su questi punti dopo la pubblicità, pochi secondi.